Invisible Man. Gentile pubblico di Screcci, appassionati di ciclismo, ma soprattutto ciclocross, benvenuti per questa puntata 01. Quindi 01 vuol dire partenza da Vo Euganeo, una lunga passeggiata che ci consegnerà, oppure ci consegneranno i trionfatori del Trofeo Triveneto targato 2012-2013 proprio a Mussolende, una lunga passeggiata che ci terrà compagnia da adesso fino a gennaio. Ospite con noi, ma soprattutto coinquilina, è Ilenia Lazzaro. Grazie Ilenia per essere con noi. A tutti. E ci presenti il tuo ospite? Oggi vi ho portato Ottavio Pacagnella. Che è una storia... È una delle storie del ciclocross. Quindi... Ecco, siamo partiti da voi. Adesso andiamo con i giovanissimi, abbiamo visto questa gara che in pratica è un preludio al prossimo anno, perché poi dopo questi qua cominceranno a essere esordienti dal primo anno. Io credo che questa sia una cosa delle quali... mi piace parlare bene, poi ci sono altre cose che mi piace parlare male, ma di questo mi piace parlare bene perché questi ragazzini intanto si divertono un sacco, portano tanta gente e tanti genitori. Vabbè, sicuramente è un gradito ritorno quello dei G6, anche perché quest'anno il campionato italiano viene spostato di una settimana e permette quindi di tesserarli esordienti primo anno. E secondo me fa benissimo perché insomma svegliamo questi ragazzini, li tempriamo anche d'inverno e saranno sicuramente più attivi anche poi per la stagione. È importante, credo che a quell'età ci sia una risposta anche sportiva per chi ama praticare il ciclismo, perché sennò sarebbero così o in ferie o in vacanza, ma senza sport, se non possono andare in piscina o in altre parti per praticare sport, ma se amano lo sport del ciclismo è un modo per tenerli pimpanti. Ah beh, questo sicuro, e poi noi abbiamo visto, Ottavio può darmi anche riscontro di questo, come in Svizzera ci sono i bambini corrono praticamente da appendice a tutte le altre gare, fanno la gincana, fanno un po' di ciclocross, fanno delle altre attività ludiche, quindi si cerca di creare questi bambini che poi saranno poi i campioni del futuro, insomma, e intanto si divertono, quindi sono proprio i bambini secondo me che vogliono essere anche loro lì con la loro biciclettina, io non penso che sia nessuno che li obbliga, anzi quelli che abbiamo visto anche poi a Vo sono bambini che vengono perché vogliono loro fare il ciclocross. Ottavio un po' ha ripreso quello che è stato nei mondiali alle Bandie, no? Remo Moser ha avuto tutti i costi che i bambini scendessero in campo la mattina prima dei professionisti, e credo che se vogliamo dare una risposta allo sport, tu sei padre intanto di un figlio che è un campione, ma tu sei stato uno sportivo, credo che i genitori debbano investire dandogli credibilità, dandogli delle opportunità. Ma diciamo il ciclocross è una specialità che è di famiglia più che altro, ci troviamo tutte le domeniche assieme con tutte le famiglie, non è uno sport da soli, diciamo, che è uno sport che accompagna ogni domenica tutti assieme, e tutti assieme si va a mangiare alla fine della gara. Una grande corte che festa. si muove, vero? Sarebbe una festa che c'è ogni domenica. Allora partiamo con gli esordienti. Allora, esordienti non c'è primo e secondo anno, sono tutti agglomerati tra femminucce e maschietti, no? Che li porteranno e li consegneranno ai campionati italiani. Quindi una gara a loro dedicata, che va bene farla così. È giusto farla così, anche perché i numeri danno ragione in queste categorie giovanili, insomma, diciamo molti. Che dopo un tot di numero è importante secondo me dividere le gare anche per una questione di sicurezza, perché qui avevamo un ampio, insomma, 2 bei filari per passare, ma ci troviamo durante tutto il trofeo a trovare anche dei percorsi un po' stretti, quindi quando abbiamo bambini che arrivano a 50, 60 come numero, secondo me meritano una loro gara. Allora diciamo, adesso mandiamo in onda le immagini della prima gara che consegnerà la prima maglia e il primo titolo, no? Però partiamo da un grande movimento di ragazzini che si fidelizzano subito col ciclocross, o sbaglio? Esatto, sono bambini e poi che andremo crescono. a vedere più avanti. Esatto. Allora qua ne partiranno una bella botta, quindi andiamo con le immagini. Li vediamo. Finalmente siamo a Vo Euganeo e parte la prima tappa del 33esimo Trofeo Triveneto di ciclocross. Una giornata speciale
un momento di cielo sereno tra una settimana che insomma, tra piogge, vento e tempesta, insomma, ha risparmiato i ciclocrossisti. In questo caso vediamo esordienti maschi e femmine, in compagnia nostra c'è come al solito, ed adesso sarà una compagnia perenne fino ad arrivare alla fine di questo trofeo, Ilenia Lazzaro. Allora, questi sono non altro che coloro che lo scorso anno cominciavano a muovere i primi passi. Esatto, troviamo alcuni ex G6, alcuni esordienti del primo anno, e per loro diciamo che è già un appuntamento importante, perché il percorso di Vo era un bel percorso, un percorso abbastanza selettivo ma buono a mio avviso per questa apertura stagionale. In altre occasioni abbiamo detto quanto faccia bene il ciclocross. A quest'età non è un problema cimentarsi su strada, pista o ciclocross, perché è un divertimento. Poi vedremo più avanti gli effetti terapeutici che di fatto riescono a costruire anche il fisico degli atleti. Vediamo un percorso che chiaramente con le proprie difficoltà però rende accattivante e soprattutto divertente, perché qua stiamo parlando di ragazzini di 12 anni. Beh, sicuramente abbiamo visto questa contropendenza come è stata affrontata in maniera diversa dai vari atleti. Lo stesso chi è un po' più esperto magari lo fa già in bicicletta, chi è un po' meno lo fa a piedi, però è importante perché insomma cominciano le prime malizie anche nel guidare il mezzo. Qua la nota particolare del ciclocross è che femminucce e maschietti possono gareggiare assieme lo stesso tempo, quindi c'è una parità assoluta di diritti e la cosa ci piace parecchio. Qua vediamo che già cominciamo a vedere coloro che in qualche maniera nei prossimi anni potrebbero, diciamo, riconfermarsi i campioncini del futuro. Io ricordo Zurlo che era in queste categorie e che ha cominciato veramente da qua a vincere. Infatti vediamo al comando Giulio Galli dell'Elba Bike che comunque è una fucina di talenti per il fuoristrada, ha lanciato un nome ad esempio Simone Velasco, ha lanciato la Bulleri che vedremo poi nella gara delle donne elite, quindi diciamo che è una squadra che viene da lontano, viene dall'isola d'Elba e che ha onorato al meglio questa gara. E per coloro che in questo momento hanno acceso il televisore e si pongono la domanda come mai Ilenia Lazzaro, avete avuto la conferma, perché ne sa più di una pagina, come si dice, una pagina più di un libro, e a me questo fa molto piacere perché non occorre essere né maschi né troppo attempati di età per conoscere il ciclocross, amarlo e saperlo anche raccontare, e quindi io ti ringrazio per questo intervento. Ma qua vediamo che ce ne sono tanti ragazzi e ragazze che si mettono in mostra, ma anche tante società. Insomma, vediamo anche la Sara Casasola, che anche questa è una ragazza che mi pare che si stia distinguendo bene. Sì, anche lei è una ragazza giovane, è una donna esordiente del secondo anno e oggi vedremo insomma che sarà protagonista assieme a una ragazzina del bolognese, insomma dell'Emilia, di Sassuolo, la Valentina Iaccheri, che diciamo è un nome nuovo per il nostro ciclocross e speriamo di vederla prossimamente, anche se l'abbiamo già detto, l'Emilia Romagna partirà con un suo torneo dalla settimana prossima. Ecco, spettatore interessato, Fausto Scotti, ti faccio una domanda. Quante occasioni ci sono negli altri sport di vedere la massima carica istituzionale e sportiva a contatto con i ragazzini? Beh, sicuramente non in tutti gli sport, nel calcio sicuramente no, perché ci sono i selezionatori dei selezionatori. Nel ciclismo è già più importante, diciamo che il fatto che il ciclocross raggruppi tutte le categorie in una sola giornata permette anche al CT della nazionale di valutare già anche i bambini più piccoli, anche se deve essere un gioco, lo ripetiamo questo. Questa stiamo vedendo la gara esordienti maschietti e femminucce. Intanto gli organizzatori si sono comportati molto bene, credo che abbiano disegnato un bellissimo percorso tra i filari, tra i vigneti. Secondo anno se non sbaglio, quindi terzo anno, hanno dato dimostrazione di essere veramente molto in gamba. Sì, quest'anno è stato un percorso veramente velocissimo perché da noi qui ha piovuto molto poco e quindi c'è stata la possibilità che il terreno si asciugasse e si compattasse ancora meglio. Vedremo poi la gara Elite dove hanno veramente girato fortissimo anche gli juniores, comunque è stata veramente una bella gara d'apertura, insomma, perché secondo me trovare il fango come prima gara magari scoraggiava qualcuno, magari i nuovi. Invece così diciamo che è stata una gara alla portata di tutti, ecco. Andiamo a dare qualche nome: Elba Bike, la Caprivesi, Team Spreafico, poi abbiamo Postume 73 di Oliviero, Scuola Ciclismo Vo, Libertà Scorzè, Sorgente Pradipozzo e Polisportiva Trivium. Ecco, questo per dire
è importante anche per coloro che portano i loro ragazzini. Intanto, come dice Giulio Gallio, si impone su Alberto Brancati, Calloni Lorenzo al terzo posto, lo vediamo adesso Brancati, e poi dopo per quanto riguarda le femminucce abbiamo la Casasola Sara del James Bike Team Buia, Iaccheri Valentina e Baroni Francesca, ma vogliamo nominarle tutte, anche Lünger Franziska e Koenig Anna, e quindi tra poco le interviste di rito per le prime maglie che indosseranno questi atleti. Esatto, la prima maglia di questo trofeo, il trofeo sarà lungo, vedremo se riusciranno a tenerle fino alla fine. Sassuolo, eccola qua, che è seconda, Francesca Baroni conclude al... Giulio Galli, allora intanto inauguri questa stagione 2012-2013 con la maglia del Triveneto, arrivi dall'isola d'Elba. Sì, arrivo all'isola d'Elba e sta un viaggio molto lungo, però ne valsa la pena per questa vittoria. Si viene in Veneto perché in Veneto si fanno tante gare. In Veneto ci sono i migliori crossisti italiani e per vedere un po' il mio livello bisogna muoverci un po'. Prima maglia per quanto riguarda le donne di questo anno, sei molto emozionata? Sì. Non sei neanche abituata alle interviste, di la verità. No. E senti, che scuola fai? Secondaria a Maiano. Ma tu arrivi dal Friuli, lunedì quando torni a scuola dici che hai vinto questa gara? Sì. Sei contenta? Sì. Ecco, a chi la dedichi? A tutti. Alla mamma, al papà? Sì. Ai fratelli. Ben rientrati in studio, amici sportivi. Lei, ne abbiamo visto un bel lotto di corridori, anche in pista tanti esordienti, tante volte anche là bisogna frammentare in due tronconi le gare, perché la fidelizzazione di questa categoria è importante. Sarebbe poi importante conservarla, adesso poi vedremo gli allievi, ma spesso non succede, ne abbiamo già parlato e sappiamo anche quali sono i motivi. Però se è popolare a 6 anni, credo che sia popolare anche a 90 anni uno sport. Io penso al ciclismo come tanti altri tipi di sport popolari. Probabilmente non è un problema della popolarità, è un problema poi di scelte che dovevano fare questi ragazzi. Molto spesso abbiamo un bel numero di esordienti, un ottimo numero di allievi, tanto che dai campionati italiani di Scorzè, il primo anno che furono a Scorzè, mi pare 2006 o 2007, furono proprio divisi, avevano una gara loro dedicata. Il problema poi arriva dalle categorie UCI, quindi dagli juniores in su, perché poi si trovano a fare una stagione molto molto fitta su strada, una stagione molto molto fitta in mountain bike e molto spesso si trovano a fare delle scelte. Abbiamo avuto in studio la settimana scorsa Federico Zurlo, che cosa ci ha detto? Ci ha detto che a lui piacerebbe fare ciclocross, però il calendario Under 23 è così fitto che ha dovuto rinunciare o comunque verrà pochissimo. E quindi poi diciamo che più si va avanti, più questi ragazzi si specializzano. Chi sceglie di fare il cross sceglie di farlo a livelli insomma quasi non professionistici, però insomma più seri, ecco. Ottavio, non è che forse alcuni corridori hanno perso una scommessa? Ti spiego meglio. Io ho in mente sempre Malacarne perché è stato un campione del mondo e addirittura avrebbe avuto anche grandi possibilità quando faceva il salto con gli Under 23 di diventare veramente un personaggio perlomeno tra i principali nell'Olimpo europeo. Ha preferito fare la strada e quello che penso io, poi dopo è un mio parere personale, nessuno si deve offendere, è caduto un po' nell'anonimato, mentre nel ciclocross era un personaggio. E secondo te non è un errore? Se fosse tuo figlio, non so. Beh, io avrei provato anche da under o da elite per vedere se andavo, perché smettere da junior si può anche vincere il campionato del mondo, ma quando si passa a elite è un passo un po' più alto, diciamo. Io penso che doveva correre ancora un paio d'anni per vedere come andava e poi decidere corsa a strada, perché la strada non è il cross è lungo come che è lungo adesso, però non è uno sport che ti stanca che moltissimo. Ti logora. Sì. È più la strada che si logora, perché corrono tutti i giorni di estate. E quindi invece il cross si limita a fine settimana, è una cosa che per me non è una scommessa secondo te persa, perché poi alla fine abbiamo tanti disoccupati, continuiamo a dirle queste cose. Sicuramente è una scommessa persa anche per tutti quei professionisti che non corrono mai. Quanto si guadagna all'estero? Voglio dire, un corridore, un crossista, diciamo di prima fascia, uno si può classificare intorno al quinto, al sesto,
può guadagnare dei soldini? All'estero guadagnano sicuramente dei soldini, guadagnano come i professionisti, esempio Lars Boom di turno, Sven Nys, guadagnano come un professionista di buon livello in Italia. Quindi quello che a me magari, queste scommesse perse sono anche quei ragazzi che magari vengono un po' illusi dalle squadre quando passano professionisti e poi non corrono mai. Io ho in mente 2 nomi che non li faccio, ma sono ragazzi di qua, li facessi. però non li faccio, di ragazzi che sono passati con ottime credenziali tra i professionisti che quest'anno hanno fatto sì e no 5 o 6 gare, e quando leggi su Twitter che scrivono perché non corro mai, allenarsi tanto per non correre mai, questo è un peccato. È che questi ragazzi non hanno mai provato il ciclocross, quindi non saprei neanche se fossero anche adatti a fare il ciclocross. E forse chi li mette in queste condizioni non hanno mai provato ad essere uomini. Può anche essere, ma ci sono tanti ragazzi che poi sono professionisti e fanno 5 gare in un anno. E secondo me il ciclocross può essere veramente una vetrina anche a livello mediatico. Come la pista, perché ricordiamo. Ma è come la pista è uguale, anche perché comunque si svolge d'inverno, quando il ciclismo su strada è fermo, quando comunque l'attenzione mediatica per il ciclismo leva i movimenti di mercato è sul ciclocross e sulla pista, su chi, se non ci sono più gare ovviamente dovranno parlare di qualcosa. Adesso andiamo a vedere la categoria allievi, anche qui donne e maschi, e quindi è abbastanza contenuta, anche qua si capisce, anche qua diventa gustabile anche per il telespettatore. Andiamo avanti con le immagini, possiamo? Certo. Bene, seconda tranche di gare, qua siamo con gli allievi maschi e femmine, ricordiamo questo è il 7° Memorial Leonardo Massaro, un ragazzo che è scomparso in incidente stradale qualche anno fa. Ecco, noi proprio ieri sera, cioè proprio lunedì sera, abbiamo fatto una trasmissione con l'Associazione Italiana Vittime della Strada. Le strade bisogna aprire veramente un dialogo anche per coloro che ci rappresenteranno nel prossimo quadriennio olimpico, di fare delle cose per ciclisti, ma anche per coloro che sono, diciamo così, la forza debole delle strade. Beh, sicuramente speriamo che discipline come il ciclocross vengano incentivate, perché il ciclocross si corre all'interno dei prati e in tutta sicurezza, quindi per i bambini è ottimo. Andiamo avanti con questa gara riservata alla categoria allievi maschi e femmine. Qua vediamo, già cominciamo a vedere i soliti noti che vediamo bene anche nella strada. Qua abbiamo De Bellis, ma Bassani, un po' i nomi storici delle passate stagioni. Beh, sicuramente adesso qui vediamo appunto come questa contropendenza ha creato difficoltà anche nel campione italiano in carica, e diciamo che sicuramente è una categoria molto molto combattuta, perché abbiamo dei ragazzini che stanno crescendo molto bene, che vedremo veramente combattere per tutta la stagione. Si tratta di Stefano Sala, il quale ha avuto qualche problema in questo percorso, evidentemente a lui non era proprio congeniale, come può essere congeniale per altri corridori. Ricordiamo che i tracciati qua sono un po' come le piste di Formula 1 o come anche i tracciati di Coppa del Mondo o anche del Giro d'Italia. Ci sono alcuni atleti che per alcuni tracciati sono più avvantaggiati, altri meno, per cui bisogna anche tener conto. Beh, sicuramente questo era un percorso ottimo, come ho detto, per iniziare la stagione, che avvantaggiava chi viene dalla strada, senza dubbio, perché era molto veloce. Qua vediamo Bassani, ad esempio, che viene dalla strada, che ha preso subito la testa della corsa, un percorso molto veloce con pochissimi tratti tecnici da fare a piedi, quindi diciamo che gli stradisti erano avvantaggiati. Ecco. Quando si parla a livello internazionale noi insomma pendiamo un po' le labbra dal Belgio, dall'Olanda, però nei loro circuiti c'è molta sabbia, c'è molto più irruenza fisica, anche a piedi corrono molto. Ecco, se dobbiamo confrontarci con questi campioni dovremmo forse cambiare anche noi qualcosa dei percorsi. Ci vorrebbe qualche percorso un po' più tecnico, forse con qualche pezzo a piedi in più, ma tanti dicono era il vecchio ciclocross, però in effetti se si va in Svizzera, come abbiamo fatto noi, si vede che i percorsi sono un po' diversi da questi. Ci stanno anche questi percorsi, ci vorrebbe anche qualcosa di più duro. Auspico durante questo torneo di trovare anche altre tipologie di percorso, insomma. Anche perché si vuole creare quell'humus
di personaggi che vogliono poi competere a livello mondiale hanno bisogno di questi tracciati. Intanto abbiamo visto il cambio della bicicletta per Mattia Comacchio, che lo abbiamo visto anche al trofeo, anzi al Gran Premio Comunità Montana del Brenta, questo ragazzo che è molto bravo, anche molto vivace in bicicletta. E qua cosa si sentono? Queste voci fuori campo sono i tifosi. Sono i tifosi, gli allenatori che danno i tempi. Abbiamo visto Giorgio Rossi e Edoardo Nichele, che sono appunto due allievi del secondo anno, che appunto stanno. Questa è Sofia Beggin, che è al comando della gara delle donne, e le inseguitrici. Abbiamo visto Sofia Beggin che lo scorso anno era timidissima e chissà che quest'anno non replichi alla sua timidezza, ma con grande piglio, con grande grinta, come ha dimostrato lo scorso anno. La piccola Camata, la sua sorella più grande corre con le junior. Sì, Sofia corre sempre con le orecchiette però. Sì, corre sempre con le orecchiette, adesso è simpatica, dai, diciamo. È un'icona oramai, è diventato veramente un personaggio. Voglio ricordare che proprio parlavi prima di Nichele, Edoardo che proprio contava sull'agenda, non so se sul diario o su un'agenda, i giorni che si avvicinavano all'appuntamento ciclocrossistico. Allora ti faccio una domanda: nella strada forse è più celebrata, è quasi normale, il ciclocross diventa proprio un appuntamento che è virale quasi. Ma sicuramente io penso che chi sente il ciclocross da di dentro non è un appuntamento come gli altri, non vedo l'ora che. Io dico sempre che uno ama il ciclocross quando a marzo sente già nostalgia del ciclocross. A me è capitato da tanti anni che aspetto proprio che venga l'inverno per cominciare il ciclocross, perché comunque è anche il clima che è bello e che non troviamo da nessun'altra parte. Intanto andiamo in gara, vediamo un po' di atlete anche importanti, abbiamo Elia Pedrali, poi abbiamo del gruppo sportivo Mosola, abbiamo visto Luca Montagnier, questo è un allievo, mi pare al secondo anno, insomma ce ne sono veramente moltissimi, anche Ivan Negretto sta andando molto bene. Poi abbiamo un bel pool di un testa a testa tra Nichele e proprio Giorgio Rossi. Esatto, testa a testa fra Rossi e Nichele, e vedremo poi come andrà a finire, mentre davanti tra le donne abbiamo ancora Sofia Beggin con Letizia Borghesi. È un bel testa a testa questo tra proprio Nichele e Rossi. Nichele mi pare più velocista dalla stazza, Nichele mi pare meno velocista di Rossi un po' più brevilineo, un po' più tarchiato, e quindi qua se va avanti così dovranno vedersi loro due. Sicuramente vedremo se non si stacca qualcuno prima, arriveranno allo sprint, mentre invece Michele Bassani ha già un po' di margine rispetto a Davide De Bellis, altro fratello storico, quindi Bassani era il fratello di Andrea, anche lui crossista, e anche Davide, insomma, fratello storico, anche il suo fratello più grande faceva ciclocross, quindi una famiglia di crossisti. Che ha smesso di correre secondo me troppo presto, perché era veramente un bel corridore. Poi abbiamo anche Jacob Dorigoni, ma anche Matteo Zecchin del Postume 73, mi piace anche nominare queste società, e lo vediamo che in volata proprio Giorgio Rossi vince su Edoardo Nichele, Di Santo Alessandro al terzo posto, poi Rudy Molinaro e Edoardo Ferro. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno abbiamo Michele Bassani che riconquista, in pratica non fa altro che riconquistare la pole dello scorso anno, secondo è Davide De Bellis, lo vediamo intanto dalle immagini Michele Bassani, Jacobs, Dorigoni e Zecchi Mattea tra il quarto e il quinto posto. Per quanto riguarda le femminucce adesso vediamo comparire questo fisico esile ma molto grintosa, ed è la Sofia Beggin che vince su Letizia Borghesi in un bel testa a testa, quindi Anna Faoro al terzo, Ludovica Camata, Alessia De Bellis al quinto. Nicola, è proprio di 2 centimetri, una volata. Sì, sono riuscito a partire subito bene, con il toppo sono riuscito a prendere dei metri di vantaggio e poi Giorgio è riuscito a venirmi a prendere e siamo sempre stati in coppia, ci siamo dati una mano. Poi alla fine ho provato a fare uno scatto, però non sono riuscito, mi è restato attaccato e nella ghiaia sono un po' scivolato. Comunque è stato bravo Giorgio. Beh, Giorgio è stato bravo veramente, una bella volata, poi anche un po' il fisico da velocista, per la verità. Beh sì, sicuramente la volata è uno dei miei punti di forza. Ho fatto molto fatica a rientrare perché sono stato chiuso in partenza, ho recuperato qualche posizione, ma in quello strappo in salita molto difficile da affrontare in bici, il campione italiano Stefano Sala è scivolato e ci ha rallentato tutti un po'. Quindi poi su questo percorso molto veloce rientrare e recuperare una centinaia di metri è molto difficile.
ce l'ho fatta, ci siamo dati abbastanza, siamo andati via molto regolari, ci siamo dati i cambi e alla fine in volata sono riuscito a spuntarla. Bassani, insomma, anche per te la musica non cambia, anche la Beijing, insomma, lo scorso anno siete partiti bene e avete concluso ancora meglio. Ma questa stagione è iniziata abbastanza bene, ho visto che io sono abbastanza in forma, però non del tutto, e i miei compagni sono anche loro molto in forma e quindi bisogna stare attenti nelle prossime gare. Le farai tutte? Credo di sì, però non sono sicuro. Sofia, ho detto a Bassani che la musica non è cambiata rispetto allo scorso anno. Timida lo scorso anno, non ci credevi di arrivare fino in fondo, sei partita veramente col piglio giusto. Beh, veramente anche oggi non ci credevo proprio di vincere, però sono stata molto contenta, poi ho visto che le gambe stavano bene, anche se prima proprio stavo malissimo, però sono contenta. Bel percorso. Sì, dai, è abbastanza bello, mi piace, più che altro tanto duro anche perché bisogna tanto spingere, però è un bel giro, insomma. A settimana prossima. Sì, vi aspetto anche voi, grazie. E vediamo già. Ben rientrati in studio, tra poco Fotoball Gun, ma andiamo a commentare intanto Beijing, Bassani e Rossi, che ha vinto meritatamente anche perché ha vinto in velocità e quindi poco da fare per il secondo arrivato che adesso mi scordo il Attilio nome. Nichele. Attilio Nichele, che suo papà mi vuole bene, mi porta sempre le caramelle, lo sapevi mica te? Ah no, lo sapevo. Questa qua è una cosa che te la devo dire. Mi porta sempre le caramelle, lo ringrazio e lo saluto. Allora, Nichele ha dovuto giocoforza a fermarsi perché l'altro oggettivamente era più forte in velocità. Beh, sono tre nomi comunque, Rossi, Bassani e la Sofia, che anche l'anno scorso hanno fatto bene. Insomma, Sofia, tutta quanta sei molto timida, ecco anche questo mi piace. Sta crescendo anche lei, Sofia è una di Nella vita quelle timida ragazzine... però... È una di quelle ragazzine che è cresciuta con il ciclocross, che sta crescendo con il ciclocross, quindi spero che continui a farlo e insomma quest'anno la sua squadra, che appunto organizzava anche la gara di Vo e appunto il presidente Lovo, credono nel ciclocross e porta tutti i ragazzini a fare il ciclocross e Sofia è la dimostrazione che si può andare forte sui prati, sulle strade, perché ha vinto anche su strada e anche in pista, quindi è una ragazza molto poliedrica e in questo periodo della sua vita secondo me fa bene a provare tutto. Bassani invece dici resisti più di tuo fratello? Beh, speriamo. A me piaceva tantissimo quel corridoio. Ma Bassani ha anche una mentalità diversa, Michele ha una mentalità diversa rispetto a suo fratello, quindi sono convinta che lo vedo molto grintoso e anche lui ci segue sempre, ci seguono sempre i bambini del Postumia, quindi Postumia che tra l'altro ho visto ha fatto una bellissima squadra, ha anche preso tutte le donne, quindi è bello quando si vedono queste squadre che puntano sul ciclocross. E bisogna dargli giustamente rispetto. E anche Gigi Narder, perché abbiamo visto tutti i bambini della Cadrezzate con il body di Gigi Narder, anche quello è stato un investimento di Gigi Narder nel ciclocross, anche Gigi ci segue sempre, quindi lo salutiamo. Lo vediamo domenica. E andiamo là vicino da lui domenica, quindi secondo me quando si vedono queste squadre che puntano al ciclocross facendo proprio delle vere e proprie squadre con 7, 8, 9, 10 elementi, fa bene al movimento. Bene, poi spieghiamo anche ai telespettatori, coloro che masticano forse poco ciclismo, cosa vuol dire impegnarsi nell'allestimento di una società, di una squadra con tante persone, con tante creature, maschi e femmine, insomma vuol dire spendere molti soldini. Ma adesso come è l'appuntamento oramai quotidiano con questa puntata è Sport City, questa bella rivista che noi abbiamo accompagnato in tutto questo anno, continueremo a farlo perché ci piacciono le fotografie di Francesco Bolgan, perché sono molto apprezzate forse non tanto dagli organizzatori, io non lo so, ma dagli atleti, sicuramente sì, gli atleti guardano con dovizia di particolare, guardano il posto dove sono stati fotografati, guardano anche gli arrivi, insomma è una rivista da tenere veramente con cura e soprattutto da cercare di caldeggiare per il futuro. Sport City. For you.
Ben rientrati, grazie a Francesco Bolgan. Quante storie ci sono attraverso i filari del ciclocross. Intanto bravi gli organizzatori, perché prima Paccagnella parla molto di più quando spegniamo le telecamere. È timido, Ottavio. È timido. Questi qua hanno fatto una squadra di 13 componenti. Sì, quelli del Vo, diciamo, è un paio d'anni che fanno il ciclocross, che non avevano nessuna intenzione di fare il cross, allora hanno cominciato così per scherzo, un po' le biciclette le ho date io, un po' le hanno prese da una parte e dall'altra, però tutti sono entusiasti di correre, volevano il correre, e così hanno... E hanno ottenuto anche risultati, perché comunque hanno dei bei ragazzini che hanno fatto dei bei risultati. Ma è vero che c'era il figlio di Fontana che correva? Sì, c'era il figlio di Alessandro Fontana, Ottavio gli ha consegnato una sua bici storica, quindi correrà con una bella bici storica. Ma stai scherzando? Sì, sì. Quindi anche Alessandro, anche io sono vecchia, ma anche Alessandro cresce. Alessandro, insomma, lo scorso anno ha compiuto i 40 anni proprio in sella alla bicicletta. I nostri saluti ad Alessandro, che secondo me è un grande interprete dello sport, ma soprattutto un grande uomo. Allora, adesso abbiamo lasciato gli allievi e andiamo con la parte forse televisivamente meno appetibile. Io non sono Martin Scorsese, no? Nel senso che a me piace molto il live, cioè quello che capita, errori compresi, perché non dobbiamo essere qua imbacchettati, certo. Non stiamo girando il Padrino, per cui voglio dire, la televisione deve dare un segnale di grande capacità di poter interloquire come tutti i giorni, con gli errori e con anche sbagliando qualche cosa. E mi piace vedere le gare come vanno in onda. Però dalla categoria junior ci sono secondo me delle correzioni da fare, poi dopo questo è sempre un parere personale, c'è molto traffico, è vero che c'è anche poi dei discorsi che nelle prossime gare o in altre gare ci sono forse meno juniors e quindi come al solito la fascia 2 riesce a ottemperare oppure a risollevare un po' quello che è il circo, la bellezza del ciclocross. Però credo che ci sia qualche cosa da migliorare, Ilenia. Sicuramente se ne parlava prima appunto fuori onda, valutando un po' i numeri, si stanno un po' modificando negli ultimi anni. Io sono convinta, e te l'ho detto anche poi in telecronaca, che ad esempio le donne eravamo quasi in 30 e ne mancano ancora 10-15 che arriveranno durante la stagione. Le due campionesse italiane stesse non ci sono ancora, la Scandolare e la Lechner, mancava la Vania Rossi, ne mancano tante. Quindi le donne hanno già un numero, diciamo, congruo, che anche quando ci saranno delle concomitanze penso potrebbero che gaggiare da sole. Da sole, oppure come in Svizzera. In Svizzera partono davanti e a 10 minuti dopo partono gli allievi. E questo perché? Perché comunque gli juniores in Svizzera corrono con gli under 23. Già si abituano, corrono sempre nel loro minutaggio, partono dopo. Logico. Però secondo me gli amatori dovrebbero correre da soli, perché comunque hanno un numero che gli permette di farlo. Ovvio che non possiamo spezzettare in 5.800 gare, perché sennò dobbiamo cominciare alle 8 di mattina. Però giustamente Ottavio può darmi conferma, perché ci ha portato lui in Svizzera, ha visto com'è. In Svizzera vedo che fanno comunque tante gare, riescono a incastrarle bene nel loro calendario e sono un po' secondo me anche sono diverse, perché Ottavio, dall'esperienza di ciclocrossista, insomma, qualche cosa ne avrai più degli altri, no? Bisogna cercare non di copiare, ma che un punto di riferimento come la Svizzera, come il Belgio, debba essere per noi un punto di riferimento importante. Cioè, sappiamo che loro sanno fare forse cose migliori delle nostre, perché loro ci credono forse di più e noi, coloro che sono appassionati, dovrebbero prenderli un po' come modelli. Ma in Svizzera cominciano a correre alle 10 della mattina e le ultime gare sono alle 15, dunque c'è ogni ora, c'è un'ora, c'è una gara, dunque 6 o 7 gare ci sono sull'arco della giornata. Però tengono un po', i giovani corrono prima degli under, cioè in mezzo a mezzogiorno corrono loro. Fanno perché da soli. Corrono da soli e fanno una corsa che poi restano lì a guardare anche la gara che fanno gli elite, invece partendo presto la mattina tanti se ne vanno via, non è che... E poi diciamo che danno anche degli spazi predefiniti per provare il percorso, sì. Cioè è un po' un'elite che magari corre alle 3, che deve venire alle 9 a provare il percorso, se non l'ha provato in settimana, invece lì cercano di organizzare le gare, di lasciare sempre mezz'ora tra una gara e l'altra per dare la possibilità, così uno arriva anche un po' più tardi ma magari resta di più. Certo. Giustamente, se uno arriva dalle 6 di mattina è lì,
appena finito di correre prende il premio, va via, invece così si riesce ad avere gente durante tutto l'arco della giornata. Ecco, quindi questa può essere un'idea per il futuro. Ecco, sì. Esatto. Adesso andiamo invece proprio con la categoria che abbiamo appena detto, quindi fiato le trombe, qua abbiamo un certo Zoppas, voglio farmi brillare gli occhi, andiamo. Fausto, la prima domanda che ti voglio fare, Olimpiadi. Marco Aurelio Fontana senza sella, quei 2 chilometri come li hai vissuti? Ma diciamo che vissuti molto bene, perché comunque alla fine è un atleta che si segue da 8 anni, fa parte del vivaio del fuoristrada, è una risorsa della federazione non indifferente. Dispiace perché comunque con un guasto meccanico alla fine puoi sempre giocartela con qualcosa in più, però ecco, analizzando il tutto, parlando anche con l'atleta, è un risultato che dobbiamo tenerci stretto, e secondo me ha avuto anche più successo il fatto di aver rotto la sella. Mediaticamente sicuro. Franzoi quest'anno lo danno in grande rispolvero rispetto allo scorso anno, che aveva già fatto i passi da gigante. Quest'anno pare che veramente sia andata giusta, qualche incidente, qualche sfiga, insomma ce l'ha sempre sto ragazzo. Sì, è stato un po' sfortunato negli ultimi anni, quest'anno si sta lavorando molto bene, stiamo facendo una preparazione molto mirata anche su quello che era un po' la preparazione all'infanzia, diciamo lavori specifici, ritornare a correre a piedi, tornare a far nuoto, corsa a piedi specifica anche con la bici, quindi lavori proprio mirati nel cross, quelli che faceva un po' quando era più giovane. È sempre un atleta, anche lui una grossa risorsa della federazione, ha portato molti risultati importanti per tutti e ci ha fatto anche gioire moltissimo. Sono convinto che questo anno potrà dimostrare, riscattarsi veramente e far vedere che atleta è. Benissimo, junior, fascia 2 e quindi donne tutte. Mi pare che qua c'eri anche tu. Sì, c'ero anch'io un po' nascosta dietro, ma c'ero. Ma io mi eri concentratissima. Ero arrabbiata perché mi hanno fatto partire dietro, ma non importa, dai. Vabbè, l'importante è divertirsi, poi dopo, dai, stai diventando una stella di screccia e questo deve già farti essere molto contenta. Tanto sono partiti, sono partiti i junior, poi partono le donne e poi dopo la fascia 2. Non credi che bisognerebbe fare l'incontrario? Con le donne? Molto spesso partivamo per ultime, in effetti, tra l'altro in questa gara vedremo come i master saranno determinanti per le prime posizioni. Io ho sentito alcune che si lamentavano, specie alcune atlete, non si dice il nome, con altri atleti che andavano un po' più forti nella fascia 2 e c'è scappato anche qualche titolo poco gradevole, no? Capisco che nel momento in cui sei nel massimo sforzo può capitare, però bisognerebbe forse avere un po' più di rispetto degli amatori, che sono quelli che sono gli unici forse che spendono veramente soldi per le biciclette. Però devo dire una cosa, guarda che i nostri amatori del ciclocross sono tutti educati, perché da Zoppas, loro chiedono spazio e gli si fa passare. Abbiamo visto Francesca Cauzza intanto che è caduta giù, io sono smontata, ho fatto prima, adesso mi incatramo, ecco, no, vado su anch'io. Diciamo l'ho vista un po' pesante, oddio, ecco qua, guarda come vengono su i master. Qua non parli di master, qua parli, poi dopo avremo in studio e chiederò anche a Ottavio cosa pensa di Zoppa e Dal Grande. Io ho visto Dal Grande e ho detto qua forse ce la fa, ma qua invece Zoppa si è partito col turbo e insomma non lo prende. Poi qua abbiamo i Parro, cioè abbiamo veramente un po' quello che è stata la storia. Sì, abbiamo la storia del ciclocross, ma infatti ti dico, sono molto... Intanto Ottavio che è passato, è andato su in bici, sono persone molto educate, tra l'altro chiedono sempre spazio, e poi io sono di questa idea, se una donna riesce a tenere la ruota di Zoppas vuol dire che va forte. Perché come va forte Gioele, cioè questo qua è un campione assoluto, anche Franzolin, a parte che Franzolin è un ragazzo di una gentilezza, di un'educazione fuori dal comune, però qua è arrivato la Guerciotti sta battendo, insomma. Vabbè, sicuramente Gioele ha anche dalla sua il fatto di aver già fatto 3 corsi in Svizzera, quindi ha sicuramente un motore diverso, però ho visto molto bene anche Giulio Franzolin, che insomma come prima gara non è male, e invece nelle donne vedremo come la gara andrà definendosi più avanti. Una Guerciotti in Veneto manca, sì, ci sono dei timidi momenti, dei timidi contatti, come la World Service, la vediamo che ha parecchi atleti, ma non c'è un bel disegno ben costituito come la Guerciotti. La Guerciotti
senza condizio sine qua non, e là e basta, fa il ciclocross. Il discorso è che la Guerciotti fa solo il ciclocross, qui in Veneto abbiamo tutte squadre, ma anche in Trentino Alto Adige, a Bolzano eccetera, abbiamo squadre che fanno o strada o mountain bike, quindi penso che comunque dividere le risorse in un'unica specialità sia ovviamente più facile e senza dubbio si stanno prendendo i campioni. Si stanno prendendo tante soddisfazioni, perché adesso adesso qua abbiamo Franzolin della World Service, che credo sia un bel acquisto, perché è un corridore che sicuramente è di grandi speranze per il futuro. Beh, senza dubbio adesso sono curiosa di vederlo per tutta la stagione, perché comunque Giulio ha il primo anno, Gioele Bertolini è già il secondo e mancheranno magari delle altre persone. C'è anche Nadir Coledani che qui in questa gara ha avuto qualche problema appunto di foratura, e io lo aspetto alla grande, perché sono quelli poi i protagonisti, saranno quelli protagonisti, ecco. E poi abbiamo una Nicoletta Bresciani che è un po', noi il nostro operatore e regista Gianni Del Santo è un po' un fan della Nicoletta Bresciani, se lei piace un mondo come va in bicicletta, quindi diciamo a Nicoletta che ha un fan proprio all'interno di Screccia, ma anche Francesca Cauzze, che la vedremo poi anche domenica prossima, interprete anche organizzativa. Sì, domenica prossima ci sarà la gara lì al Calinferno, e oggi Francesca ha dimostrato quanto conta arrivare dalla strada in questi percorsi, perché è partita un po' indietro, abbiamo visto all'inizio, ma adesso si vedrà che sta rimontando molto bene. Insomma, era un percorso molto adatto, diciamo, agli stradiste, e non a caso davanti c'è Alice Maria Arzuffi, che ha fatto anche lei, eccola qua, che riesce a tenere Zoppas, guardatela qua, è qua che tiene Zoppas. Questo è il discorso che facevo. Non è falsato il risultato, perché riuscire a tenere Zoppas per 3/4 di gara vuol dire andare forte. Zoppas ha preso tutte, ha preso anche me, però non sono riuscita a tenerlo io, quindi bisogna dare atto a questa ragazza che sta andando forte. E bisogna dare atto che a Zoppas non è che va forte, questo qua è una lepre, bisogna forargli le gomme, perché abbiamo visto anche un da grande bello tonificato al massimo, magro, che non riesce. Però, vedi che anche il 127, che questo è un altro campione italiano. Renzo Valentini, no, da grande l'ho visto un po' più sofferente, le facce molte volte nel ciclocross contano molto. Vedi quando una persona comunque ha una faccia grintosa o una faccia sofferente. Sicuramente aspettiamo il Beppo nei percorsi a lui più congeniali, questo non era un percorso per Grande, era più per Zoppas. Questo sicuro. È una Elena Valentini che fa un po' di fatica. Beh, fa fatica, però quest'anno sta andando bene, perché anche in Svizzera è arrivata da quinta su una gara internazionale, e diciamo sono le prime gare. Elena ha corso meno su strada rispetto alla Cauzza e all'Arzuffi, e quindi probabilmente andrà più forte più avanti, ecco, come tutte le altre, perché anche la Francesca Cuciniello, che eravamo abituati a vederla davanti fin dalle prime gare, probabilmente a molti piace il percorso di Vittorio Veneto, perché comunque le gare principali, diciamolo, cominciano da dicembre in poi, ecco. Tu, Elena, ti mantieni tra il 9, 10, 7, 8 posto, insomma qua vediamo un Dal Grande all'inseguimento, come dicevi giustamente te, a Dal Grande gli vanno forse i terreni un po' più molli, un po' più, diciamo, difficoltosi, dove la pedalata si fa veramente più potente, quindi qua invece abbiamo anche la Maniago. Questa è un po' un diesel, la Paola, si scalda man mano che vanno avanti le settimane. Sì, anche la Paola quest'anno è come me, abbiamo corso pochissimo, quindi non si può pretendere andare forte adesso. Io penso che lei abbia come obiettivo il campionato italiano, e vedremo, perché già a questa gara abbiamo visto circa 25 donne, e ne mancano ancora, contando, ne mancano ancora una quindicina. Ho saputo che ci sono delle master che vogliono venire a provare il ciclocross, quindi anche per lei, in assenza di Mara Dal Borgo, magari ci saranno delle altre master per poter diciamo battagliare, anche perché comunque Milena Cavani oggi ha avuto un disguido tecnico con la bici, perché se non forava anche lei secondo me poteva dir la sua. E mentre vediamo un Gioele Bertolini che è stato veramente molto inquattato dietro all'amico, al stupendo corridore Franzolin, vince, però Franzolin penso sia la sorpresa di giornata, perché è al primo anno, quindi un Gioele molto più scafato, e quindi molto molto bene. Todaro Manuel al terzo posto, Moreno Pellizzon al quarto. Per quanto riguarda le donne, la Alice Maria Arzuffi al primo posto, Francesca Cauz, e segue Elena Valentini. Per quanto riguarda i maschietti, come detto, Flavio Zoppas su tutti, Maurizio Busato al secondo posto, il campione del Ciclin De Franceschi, e poi Dal Grande Giuseppe, Schirosante, Valentini, Renzo, e quindi adesso di nuovo le interviste di Rito.
pareva insomma che fosse decisa quasi una volata a 4, poi dopo lui è andato via, in qualche maniera hai arrancato, ma non è molto lontano il campione italiano. Beh, non so se sia andato a tutta, quindi non posso saperlo, però sapevo che faceva le tavole in bici, quindi avevo provato a anticiparlo facendo le tavole io davanti, però siamo entrati alla pari e facendole lui in bici, che ha più tecnica, è riuscito a darmi quei 10 metri che sono stati non riuscivo più a recuperare, insomma, e siamo arrivati lì. Comunque sì, sono contento. Gioele, tu in pratica il ciclocross l'hai sposato quasi in pieno, è la tua prima disciplina quasi. Sì, con la mountain bike più o meno mi divertono entrambe io. Oggi è stata una gara molto dura perché subito all'inizio Manuel ha commesso un errore, Giulio si è avvantaggiato, con il passare dei giri siamo rientrati, però devo dire che è stato un percorso molto duro e ho cercato nel finale di avvantaggiarmi e ce l'ho fatta. Un secondo posto che settimana prossima potresti riscattarlo. Beh sì, oggi come prima gara è andata bene, sono arrivata seconda, sono soddisfatta comunque di questo risultato. Davanti di me è arrivata l'Alice che è un atleta molto forte e c'è da aver paura. Si sa che la Guerciotti è un'anima, è una di quelle società che proprio anima il ciclocross, è una disciplina importantissima per voi. Beh, questo sicuramente, la Guerciotti c'è da tanti anni e svolge l'attività del ciclocross al meglio. Io mi fido molto della mia squadra, mi dà tutto quello che devo avere per svolgere al meglio la gara. Flavio, io ho visto prima Beppe Dal Grande, no, l'ho visto bello magro, ho detto stavolta per Zoppas saranno dolori, e invece sei partito come una turbina, eri già nel futuro. Sì, beh, sono magro anch'io, No, quest'anno ho visto Giuseppe anche sul mountain bike, andava veramente forte. Mi preoccupava un po', comunque oggi è andata bene anche oggi. Anche perché forse il percorso non era bagnatissimo, non era un terreno molle, dove lui è un po' più avvantaggiato rispetto a te. Sì, diciamo che era più favorevole a me. Comunque neanche io, questo percorso era un po' troppo veloce, comunque bello, dire il vero, sì. Mi sono trovato bene, è andato bene anche oggi. Ben rientrati in studio. Allora qua abbiamo visto il mio protetto, che io voglio un bene cane, Giulio Franzolin, non me ne vogliono gli altri, ma io sono 30 anni che organizzo gare su strada per gli allievi, li ho visti passare un po' tutti, ma insieme a lui c'era anche Lamon, che è un ragazzo straordinario. Ma sono quei ragazzi che forse più di altri riescono a comunicare con il loro carattere. Evidentemente a me piacciono i ragazzi molto educati e quando trovo questi ragazzi, insomma, io mi commuovo e ne sono felice, però si è fatto trombare, tra virgolette, da un certo Gioele, però questo qua va forte, è il secondo anno. Beh, Gioele Bertolini insomma va forte in mountain bike, quest'anno non ha partecipato ai campionati del mondo del mountain bike perché ha rotto la clavicola. Vogliamo dire che è un ottimo risultato per Franzolini. Beh, sicuramente deve essere un ottimo punto di partenza anche per Giulio, perché comunque Gioele è un fuoriclasse, ripeto, si è rotto la clavicola ad agosto ed è già lì davanti. È uno che, e lo so perché seguo anche Gioele, che con la clavicola rotta 2 giorni dopo era già a fare i rulli, cioè una persona molto grintosa. Le donne come si sono comportate? Beh, le donne ho visto una bellissima Arzuffi, sicuramente Arzuffi e Cauz si vede che vengono dai mondiali su strada, hanno un colpo di pedale che non mi ha stupito. Io l'ho detto, guardate, io l'ho detto ancora dalla presentazione che la Francesca Cauz faceva una bella gara. Tutti mi dicevano no, è troppo magra su un percorso così, ho detto, vedrai che arriva a podio, ed è arrivata a podio. Idem per la Elena Valentini, l'ho vista bene anche in Svizzera, quindi diciamo che sta già pedalando bene. Qualcun altro un po' più indietro e continuo a dire la stagione è lunga, quindi è la prima gara alla fine. Mi ha deluso un po' Zoppas. Perché ti ha deluso Zoppas che è già davanti? Io gli ho detto, stanno andando già troppo forte perché il campionato italiano è a metà di gennaio. E che ma magari... uno come Zoppas, Pacagnera, dimmi la verità. Zoppas è uno che, diciamo, lavora lui, non è che faccia... lavora tanto non è che fa niente, è uno che lavora, è uno che, sì, diciamo che va sia nel mountain bike sia nel ciclocross, è proprio naturale. Cioè voi quando partecipate con loro dite, vabbè, niente da fare, vincete. Noi partecipiamo per divertimento. Sì, ma il Zoppas proprio ha una marcia in più quando ha perso il campionato italiano quest'anno perché è stato sfortunato sul ghiaccio, forse non era il percorso suo, diciamo. Però è uno che Beppe si Dal impegna Grande. bene.
Beh, No, poi è grande è secondo. uno, diciamo, il vecchio Diesel, diciamo, che parte piano, viene su con calma lui, però è uno che se trova un percorso da andare a piedi, tipi i percorsi di una volta. Però Beppe mi dà l'idea che è uno che gli piace la vita, insomma, se la gode la vita, eh. Da Vederlo amatore, così. da amatore è meglio così, Mi pare ha giusto. corso anche lui da elite, gli anni che correvo anch'io bene. E dunque, Adesso Eleni andiamo con l'altra tranche. Chi è? Esatto. Under 23, Elite fascia 1. Quindi là è Una il- bella gara. Una bella gara. Bella combattuta. Bene, gara che chiude la giornata di Vo e Euganeo, e insomma, colline stupende, cominciamo a dire che è la gara principe, la gara sono gli Elite, gli Under 23, e quindi fascia 1, quindi un po' il gota del ciclismo, però i posti che accarezza il ciclocross, insomma, danno una larga veduta su quello che è la ruralità, la vera essenza un po' del Veneto. Beh, qui eravamo nell'azienda Facchini, insomma, io penso che era un tempio, no, per fare il ciclocross, un bellissimo percorso. Oggi il tempo rispetto all'anno scorso che c'era un nebbione terrificante, rispetto all'anno che ho vinto io 2 anni fa che c'era veramente un fango terribile, oggi era veramente un bel percorso, si vedeva tutto e quindi complimenti agli organizzatori e complimenti a chi ci ha ospitato in questo bellissimo posto. Pronti e via, vediamo già lì 3-4 uomini davanti del gruppo forestale, vediamo qualche maglia work, però il gruppo forestale sta cominciando. Intanto vediamo Del Riccio, che anche questo fa tanti chilometri, e lui ha sempre il tricolore nel cuore da portare, da mostrare con grande voglia, con grande partecipazione, un bellissimo ragazzo questo qua. Sì, fascia 1, quest'anno c'è anche Diego Retis che era elite fino all'anno scorso, adesso in questa gara avrà dei problemi, anche lui, ci sono stati tanti problemi di... L'anno scorso non ha partecipato proprio Diego. No, l'anno scorso no, è ritornato con i master e vedremo quest'anno cosa farà, insomma. Noi gli auguriamo tutto il bene, anche perché mi pare che siano pochi vicentini, lui è uno di questi, e quindi va bene così. Qua abbiamo la Scott Racing Team, l'Elettroveneta Coratec, e poi abbiamo il gruppo sportivo forestale, Carraro Team Trentino, Selle Italia Guerciotti con Elia Silvestri, la Bicicletteria Racing Team e il Forti Veloci. Elia Silvestri, anche qua è un discorso che bisogna prendere un po' con le pinze, sta dedicando forse più tempo ad altro sport, oppure nel ciclocross tende sempre ad averlo come primo amore? Elia ha avuto dei problemi fisici e quindi è un po' indietro, però io sono convinta che quando ci sarà il campionato italiano sarà lì davanti, anche perché non dimentichiamocelo, anche se non indossa la maglia, l'assoluta l'anno scorso l'ha vinta lui, quindi bisogna dare atto a questo ragazzo che è comunque uno dei nostri talenti. Per quanto riguarda la fascia 1, che abbiamo detto di Carmine Del Riccio, poi abbiamo la Varda Diego, Giuseppin Sergio, Perini, Bolzan, Azzi Roberto, Daros Christian, anche Daros Christian V-Motorsport, dove hanno un sito meraviglioso, dove è autoimplementato. Sicuramente, sono tutti ragazzi che sono molto appassionati di questo sport e che aspettano, penso, anche loro l'inverno per venire poi a fare queste gare, ecco. Questa salita qua metteva veramente un po' in crisi alcuni corridori. Beh, sicuramente, perché poi se trovavi qualcuno che ti rallentava vicino, io l'ho fatto a piedi perché facevo prima andare a piedi, però abbiamo visto in parecchie gare, se trovavi qualcuno che magari rallentava un po', c'era il rischio poi di cadere e quindi di perdere più il tempo, ecco, quindi, però loro sono già molto più scafati, quindi vedi che lo fanno tutta in bici. Thomas Paccagnela, ma cosa, ha cambiato maglia? Thomas ritorna alla work service, ovviamente magari nelle ordini d'arrivo è ancora con la società vecchia, però ritorna come ultimi 4 anni a questa parte con la maglia della work. E poi diciamo così, una piccola copertina su Marco Ponta, questo ragazzo che si è appena laureato, insomma un ragazzo molto intelligente, diligente, e secondo me ha un fisico che può veramente fare grandi cose nel ciclocross. Sì, Ponta è stato insomma un buon under 23 a livello internazionale, ha pagato forse un po' il passaggio, però appunto come dici te, intanto adesso è un po' più libero, anche se sta studiando ancora, però intanto lui un'occupazione volendo ce l'ha e adesso veste le maglie del gruppo sportivo Esercito, è un ragazzo che si allena moltissimo, quindi vedremo poi che comunque l'allenamento dà i suoi frutti. Qua vediamo, poi dopo abbiamo sulla parte degli elite Visinelli, Silvestri, Elia, Rafael Visinelli, questo brasiliano se non sbaglio. Sì, è italo-brasiliano,
Adesso lo vediamo, eccolo qua con Ponta, anche lui viene dalla stagione di mountain bike, vedremo se farà tutto il ciclocross, poi magari un giorno lo invitiamo in studio e capiamo, insomma, ecco. Carmine Del Riccio, che è già ampiamente al comando, è uno dei pochi master che riesce a tenere il ritmo degli elite che girano attorno al sesto-settimo posto. Lavarda, eccolo qui, che è anche un altro ragazzo che veniva da Ludace, è passato in federazione, quindi questo deve essere anche un monito per gli organizzatori, perché vuol dire che forse in FC le gare sono organizzate un po' meglio, non lo so, perché i ragazzi stanno venendo tutti qua, quelli che vanno forte. Poi abbiamo un duo, no? Stefano e Daniele Braidot, due ragazzi, due fratelli. Stefano, Luca e Daniele. Adesso Luca è già davanti, sono 3 ragazzi e anche il papà corre, quindi diciamo che è una famiglia di ciclisti. Posso dire povera sua mamma? Ma molto spesso accade così, che molti si uniscono, le famiglie, è questo il bello del ciclocross, corre il piccolo, corre il papà, corre, insomma. Pensa che Giorgio Rossi, l'abbiamo visto prima, aveva anche la mamma che corre, quindi alla fine, solo che non ha corso qua a Vo, ma diciamo che... La prossima che li vedi me li presenti, li intervistiamo. Ok, sarà fatto. Allora andiamo in gara, adesso dobbiamo guardare intanto una nota del momento, questo è Braidot, mentre nella fascia 1, insomma, negli elite abbiamo là tutti i migliori, da Paccagnella, Visinelli, Tabacchi, Silvestri, Gottardi, Giuliani e Marco Ponta. Qua vediamo proprio Carmine Del Riccio che se la deve vedere, insomma, con se stesso in primis e poi dopo con Sergio Giuseppin. Abbiamo lì Perini, Lavarda, Bolzan, Azzi, De Rocco, Retis Diego, che si sta comprando bene, un po' distaccato, ma ci mancherebbe. Per quanto riguarda invece gli Under 23 abbiamo Luca Braidot che sta andando alla stragrande, anche Alfonso Fabio Todaro della Selle Italia Guerciotti, però qua un po' ce la sta avendo dura contro il gruppo sportivo forestale. Io vedevo papà e figlio Guerciotti che facevano un tifo esagerato, cioè a me questo piace. Sì, il fatto è che comunque Luca Braidot viene da una bellissima stagione in mountain bike, è campione del mondo nel team relay, il fratello Daniele è medaglia di bronzo e diciamo che qua probabilmente la forestale ha fatto un po' all'inizio della gara un po' di gioco di squadra, no? Non hanno lasciato andare via, nessuno dietro tirava e poi la gara, essendo comunque diversa perché corrono insieme però under premiati a parte, elite premiati a parte, viene un po', diciamo, ci sono un po' di giochi, ma è giusto che sia così, insomma il ragazzo va forte. Vediamo, ecco, questo è Elia Silvestri un po' in difficoltà, però insomma siamo alla prima stagionale, insomma le prime stagionali non c'è assolutamente da avere timore, ecco. Col dorsale 29 prima abbiamo visto Alfonso Fabio Todaro, no? Ma uno stile questo ragazzo in bicicletta che è veramente bellissimo. Anche lui ha suo fratello Junior che è arrivato terzo dietro Franzolini, quindi anche lì una famiglia, il papà fotografo, quindi diciamo che è una famiglia che è sempre sui campi di gara. Quindi arrivano loro dalle parti di Bologna, se non sbaglio. No, i Todaro sono di Lombardi. Visinelli viene da Bologna, questo qui è pedante, poi vediamo adesso Ponta, ecco quello qui. Ponta con Tabacchi e dietro vediamo vedo la bicicletta fosforescente, è Thomas Paccagnella. Paccagnella, poi dopo abbiamo tutti gli altri, abbiamo Visinelli, insomma in questo lungo biscione che porterà tra poco, qua siamo veramente a pochi giri dal termine. Sì, in effetti vediamo che Silvestri è leggermente in difficoltà, anche leggermente appesantito, a secondo il mio punto di vista, l'ho visto anche più magro lo scorso anno. Sicuramente quando andava forte era un po' più tirato, ovviamente se mancano un po' le gare, io sono convinta, questo Iari Cisotto, mio compagno di squadra, ciao Iari, quando sicuramente con le gare andrà meglio. Vediamo, ecco che siamo all'ultimo giro, ma invece per lui è già il giro finale perché ha doppiato parecchi suoi colleghi, quindi è Braidot Luca che vince su Todaro Fabio Alfonso che lo vediamo. Qua intanto vediamo Marco Ponta della Scott Racing, ma di fatto gruppo esercito, Thomas Paccagnella al secondo posto, Rafael Visinelli al terzo, poi segue Tabacchi, Silvestri, Giuliani e Gottardi. Per quanto riguarda invece, abbiamo detto, Braidot Luca nel Under 23 si impone su Todaro Fabio Alfonso, Smarzaro Igor, Braidot Stefano e Braidot Daniele seguono al quarto e quinto posto. Dimmi, questo è un grande. Cipriano Gottardi, l'età del mio papà. Ed è un'elite, poi me la devi spiegare. E intanto Carmine Del Riccio, gruppo sportivo esercito, su Giuseppin Sergio, Lavarda Diego, Paolo Perini e Bolzan Marco.
Marco, prima di parlare della vittoria ti sei laureato, no? Sì, ho finito scienze motorie al triennale, adesso sto facendo gli ultimi preparativi per la specialistica scienze dello sport a febbraio, quindi diciamo un altro bel traguardo in cui insomma mi sarà d'aiuto sia per me sia per quelli che mi sono vicino e che seguo. E soprattutto oggi vittoria, quindi prima maglia. Sì dai, prima vittoria stagionale, ho iniziato a correre in settembre un po' in Svizzera, a fare un po' di ritmo con qualche gara sia di cross sia di strada e niente, oggi sicuramente è stato un buon allenamento anche per le future Coppe del Mondo per domenica prossima a Tabor e quindi dai, guardiamo con un occhio positivo il futuro e sicuramente fa sempre piacere rivincere qua come l'anno scorso. Luca, ho visto prima Zantone, ma è contento? Sì, dai, io sono felicissimo, è andata bene, molto meglio di quanto sperassi e iniziare così è veramente il massimo. Ma i Braidot sono deputati a ciclocross, è un po' la famiglia. Tu Luca, poi Daniele. Sì, io, mio fratello piccolo, mio papà, tutti corriamo. Bella gara questa. Sì, bella, velocissima, una gara velocissima, io sono rimasto davanti e dietro si guardavano un po', meglio di così non poteva andare e sono andato all'arrivo. Carmine, una bella vittoria, poi il gruppo esercito insomma sta andando alla grande. Sì, da un po' che non si correva, esattamente da luglio con i campionati italiani di cross country, quindi il ritmo gara mancava un po', però conoscendo un pochino il percorso, conoscendo un po' gli avversari, centellinando un pochino le forze perché qui ogni anno ci facciamo sempre più vecchi, piano piano siamo riusciti a tirar fuori una vittoria. Ben rientrati in studio. Allora qua abbiamo Del Riccio, fascia 1, potente ragazzo, molto, molto disponibile. Dall'altra parte abbiamo un certo Marco Ponte, poi Luca Braidot. famiglia. Bellissimo, insomma diciamo che è un bel trio di vincitori. Marco Ponta allo sprint con Thomas Pacagnella e invece Braidot diciamo che ha nettamente dominato nella sua categoria. Ottavio, tuo figlio cosa gli dici la sera quando vi trovate a casa? Sicuramente fa quello che si sente di fare, più forte, se trova un percorso più tecnico è meglio per lui, però si è difeso anche quel percorso lì, perché lui quest'anno non ha mai corso diciamo su strada, ha fatto un po' di mountain bike, poi ha avuto una caduta all'inizio di quest'anno, è stato 2 mesi fermo, non riusciva a stare bene. Ma a casa vostra si parla tanto di ciclismo, no, immagino? No, fuori da poco. Tra noi parliamo, tra io e Thomas, perché ogni tanto ci parliamo sulle corse, però lui ormai va più forte, non è che... Io guardo e da... E stai attento, invece per quanto riguarda questa meteora, Gottardi si chiama, ecco, è un'elite. Spieghiamolo come funziona. Gottardi ha cominciato a correre forse prima di me, perché io ho cominciato nel 74, lui penso che correva già, perché io l'ho sempre visto con questa maglia dei forti veloci di Trento, e sta ancora correndo, diciamo che è come c'era una volta un tipo che era da Schio, che lo vedevamo a tutte le gare arrivava in treno sulle gare, lui è un tipo così anche lui. Però fa parte oramai del carrozzone ciclocross. Che ha un fans club su Facebook, Cipriano Gottardi. Gliel'ho fatto io, sì, ancora un po' di anni fa. 1951. Sì, ho fatto una gaffa in telecronaca, non ha l'età del mio papà, è più vecchio, perché sennò mio papà Francesco poi se la prende. Beh, comunque mio papà è un atleta straordinario. È lì. Insomma, c'è lì e piuttosto che vada con le mani conserte a rompere le balle quelli che lavorano sui ponti e così non va, insomma è meglio così, è meglio, no? Avete mai visti gli anzianotti voi, quelli che vanno a vedere i lavori? Secondo me è un'elite che è in pensione. È un'elite in pensione. Adesso abbiamo chiuso questa parentesi di Vo, che è stata una bellissima gara, un complimento a tutti quanti, Massaro, ma a tutti quanti, perché hanno fatto una gara importante e quindi un sentimento particolare anche per la commozione, per il memorial che faccio fatica a parlarne, però siamo vicini, insomma, ecco, questo è importante. Ci trasferiamo a Caninferno. Allora, gli orari, domenica prossima, tutti là? Io no, io sono in Grecia, ai mondiali dei giornalisti. Ci tradici. Guarda, mi dispiace tantissimo perché è una gara, quella organizzata dalla famiglia Cauzza, su un posto splendido, è seconda edizione, è un bellissimo percorso e penso che sarà una gara molto battagliata anche perché avremo alcuni ragazzi che andranno in Coppa del Mondo e quindi ci saranno magari i secondi, i terzi che provano a prendere la maglia. Quindi Ho visto, mi pare, il papà che ha premiato al Gran Galà del ciclismo. Il nonno.
nonno Mario Mariotto, che salutiamo E perché quindi ci ci aspetterà guarda. E ci sicuramente. aspettano là gli altri perché io quest'anno non posso venire. Beh, lei non può venire a gareggiare, io sinceramente verrò per mangiare, quindi preparatemi un piccolo tavolo, perché a me piace tanto mangiare e verrò più che volentieri, sarò intorno a mezzogiorno, insomma così, tanto per fare un po' di festa insieme. Quindi appuntamento è per domenica con la seconda tappa del ciclocross. Tu sei in Grecia, ci porterai delle immagini. Vado via spero. con la telecamera. E mi porterai qualcosa. Speriamo. Chissà che non... Ci sono 35 gradi, c'è uno sbalzo termico rispetto a qua terrificante. E quindi tu speri di andare a vincere. Vediamo, vado per fare il mio meglio, insomma. Benissimo, noi ringraziamo intanto Ottavio Paccagnella, auguri a te e anche al tuo ragazzino che so che ti guarderà e ti dirà ma papà potevi dire un'altra cosa per i bambini. Bambini, che ha 2 anni meno di me, Tom. È il mio ragazzi, compare di nozze, sai. Ha 28 anni anche lui. 28 anni, beh insomma. È il mio compare di nozze. Tuo compare di nozze, sì. Benissimo, quindi noi lo ringraziamo perché sicuramente ci avrà guardato. Grazie Ilenia, allora bocca al lupo, anzi si dice un'altra cosa, non lo diciamo in televisione per la tua bella campagna in Grecia e l'appuntamento è per giovedì prossimo, stesso canale e stesso orario con Screcce ma soprattutto col trofeo Triveneto di ciclocross. Ciao Giacomo Salvador, ci vediamo domenica mattina. I'm the Invisible Man.